Sesta corsa, una prova per cavalli anziani di minima, macchina che accelera, partiti con la velocità dall'esterno di Banca Italia San che cerca di scavalcare Ussaro Egral, il quale prova a rientrare al suo interno, sbaglia Ussaro Egral, 4 Ushuaia cerca di infilarsi allora al suo interno Cinzia, Banca Italia San 2, che ha preso la testa e viene squalificato Ussaro Egral, rimane in seconda posizione Cinzia, poi alla corda ancora Vaumar, di fuori Sharif Deirum, poi Brillantissim che va a fare la seconda pariglia all'esterno, Banca Italia San in vantaggio, una calla che non gradisce di solito correre al comando, vediamo le scelte di Giorgio Cassani, arriva con decisione Sharif Deirum che passa a condurre dopo 400 metri di corsa. Banca Italia San rimane in seconda posizione, poi in terza Cinzia, di fuori avanza Brillantissim, dopo 600 metri passati in 46. Sharif Deirum in vantaggio, seconda posizione per Banca Italia San, la terza per Cinzia, di fuori Brillantissim con in scia Country Matley, quindi ancora Vaumar alla retroguardia Colorado Spring, gli 800 in 1-2-4, Sharif Deirum in vantaggio, Brillantissim al suo esterno, quindi Banca Italia San avanti a Cinzia, seconda pariglia sempre per Country Matley che precede Colorado Spring, alla retroguardia c'è Cristal da Col. Si completa il primo chilometro da parte di Sharif Deirum e Brillantissim che lo passano in 1:18:6, uno accanto all'altro. Sharif in vantaggio, Brillantissim di fuori. Poi sempre Banca Italia San e Country Matley. Da dietro fanno fatica per il momento a 400 metri dalla conclusione. La rete line 15:3. È sempre in vantaggio Sharif Deirum che cerca la difesa da Brillantissim che continua a attaccare al suo esterno. Poi Banca Italia San che precede Cinzia che aspetta solo il momento propizio per venire a correre. La retta d'arrivo con Brillantissim che intensifica le palate e passa nei confronti di Sharif Deirum, si allontana dagli avversari, Brillantissim che viene a vincere netto nei confronti di Cinzia che quando trova l'aria finisce forte ma tardi ed è seconda. Al terzo posto Colorado Spring, 34 la chiusa, 1:17:7 ragguaglio cronometrico per la vittoria di Brillantissim. Massimo Esposito in percorso esterno, Michele Di Maro al training, Alfredo Mallardo alla proprietà del 6 anni da Yankee Slide e vince in maniera davvero disinvolta, gira tutta strada di fuori, passa e vince nettissimo, Brillantissim, Massimo Esposito, facili alla meta.